buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Un attimo solo che sto finendo, provo un attimino, allora, no, aspettate un attimo, è un po' qualche problema tecnico, ma lo risolviamo subito. Allora, innanzitutto vediamo se c'è qualcuno collegato. Salve, sì, già c'è qualcuno collegato. Buongiorno, sono le 10:41 di questa domenica. Oh, Luke! Salve Luke! Benvenuto, buongiorno. Come va? Sei in ferie? Sei in ferie? Come va? Io ultimamente non ho frequentato tanto i canali né YouTube e tantomeno Telegram. Ho letto che c'è stato qualche problema nel mio gruppo Amica Ida, ma pare che si siano risolti i problemi, ma sapete, quando c'è tanta gente dentro i gruppi c'è sempre qualcosa che non va e allora bisogna correggere un po' il tiro. Va bene, quello fa parte dell'attività di noi moderatori. Buongiorno Andrea, buongiorno, benvenuto a questa live di Reni J. Dobbiamo fare l'unboxing di un vinile. Poi subito dopo, quasi sicuramente, farò anche un'altra live, un'ulteriore live, uno sfogliamo insieme, questa volta di retro computing, retro gaming, eccetera. Quindi farò la live come Reni Retro, ok? Per adesso dobbiamo fare una live molto veloce per quanto riguarda l'unboxing di un pacco che ho comprato su eBay dopo non lo so quanti anni erano che non acquistavo nulla su eBay, perché purtroppo ormai con Amazon gli acquisti vengono fatti principalmente su quella enorme piattaforma, consegna 24 ore col Prime, certe volte le ordini a sera, già la mattina dopo te li portano, quindi neanche 12 ore dopo l'acquisto e già te l'hanno consegnato, quindi è diventato molto comodo, per quanto questo pacchetto non ci hanno messo 4 giorni, neanche 4 giorni a consegnarmelo, quindi anche con altri sistemi si ottiene quasi la stessa cosa, quando non sono cose urgenti come nel mio caso, che io compro tutto per passione, quindi non c'ho niente di urgente. Vediamo se niente mi dà errore. Allora, no, stavo vedendo di fare la live, un attimino solo che mando un messaggio. Buongiorno a tutti, comunque. Oh, la Tana del Panda, benvenuti, mi fa tanto piacere, andate a iscrivervi ovviamente sia al canale Luke74 Channel, la Tana del Panda anche, andatevi ad iscrivere anche ai loro canali. Nel frattempo io, aspetta, allora, sto scrivendo un messaggio, un attimino solo, il bello della live, della diretta. Allora, andiamo a vedere se riusciamo a fare. Allora, ecco, ci mettiamo così, non lo so, forse è meglio qui, opla, qui mi casca tutto. Ok, dovremmo essere in live anche sulla nuova piattaforma tutta italiana che si chiama Waveful. Ok, io sono anche presente su Waveful da una decina di giorni, da 2 settimane, hanno attivato le live anche lì, quindi si possono fare delle live anche sulla piattaforma tutta italiana Waveful. Andate a vedere nei link sotto in descrizione anche a questo video, sia su Facebook che su YouTube, e troverete i link per accedere a questa nuova piattaforma tutta italiana che si chiama Waveful. Ok, quindi adesso siamo contemporaneamente in live su Twitch, YouTube, Facebook e Waveful. Ok, quindi buongiorno, ricominciamo tutto da capo visto che la live su Waveful è partita ora. Buongiorno a tutti, ore 10:46 del 21/7/2024, quindi siamo a fine luglio. Il caldo qui a Roma fa tanto caldo, ma ho letto un po' in tutta Italia, quindi va bene. Oggi dobbiamo fare l'unboxing
quelli di Waveful non riescono a vedere la descrizione della live perché ancora non c'è la possibilità di metterla, ma dobbiamo fare l'unboxing di un pacchetto. Allora, stavo dicendo che ho effettuato l'acquisto dopo tanti anni di nuovo sul portale eBay. Io ero un utente eBay che comprava e vendeva tantissimo all'inizio degli anni 2000. Ho sfruttato parecchio la piattaforma eBay, era nata da pochissimo, era diciamo più una tra virgolette casa d'asta elettronica, roba che adesso io anche questo l'ho fatto come compra, non c'era l'asta per quello che sta qui dentro, non era un'asta, come tantissimi oggetti non c'è più l'asta su eBay, ma c'è una specie di compralo subito che non è neanche un compralo subito, perché il compralo subito nacque con le aste, diciamo c'era un prezzo che decideva il venditore e tu se a quel prezzo ti piaceva quel bene, pagare quel bene, potevi cliccare su compralo subito, annullavi l'asta e te lo aggiudicavi tu. Adesso si sono inventati proprio diciamo un compra adesso, compra e praticamente puoi comprare l'oggetto che anche non sta in asta, non c'è proprio l'asta più. Però eBay rimane sempre un sito di aste e ci sono tanti oggetti che partono magari da 1 euro e arrivano a 1000, 1500, 2000, ok? Ovviamente quei prezzi di riserva perché diciamo il venditore sa che sta mettendo in vendita un oggetto magari che ha un certo valore, non sa a quanto venderlo e quindi mettendo un prezzo ragionevole di riserva ancora ci sono le aste che praticamente funzionano molto bene. Allora, prima di andare a fare l'unboxing di quello che contiene questo, diciamo, questo non è uno scatolo, diciamo, questo imballo, perché è fatto molto bene l'imballo, c'ho il cartone davanti, il cartone dietro. Ovviamente sapete che io sono un appassionato di musica, soprattutto in vinile, ma anche in audiocassetta, in CD e anche la musica liquida, ok? Quindi la musica in tutte le sue forme. Diciamo che ho iniziato a collezionare i vinili tanto tempo fa, ero molto piccolo, poi ho cominciato a fare il DJ, mi accompagnava mia madre perché ancora non avevo la patente, pensate quanto ero giovane quando ho iniziato a fare il DJ, io iniziai a fare il DJ con 2 piatti da battaglia, 2 giradischi rimediati, poi dopo qualche tempo, più di qualche festa e di qualche evento che ho fatto, ho potuto acquistare i 1210 MK2 della Technics, vedete la Technics, proprio i giradischi e il bambino, vedete che mixa, vedete qui, non so se quelli che sono su Waveful riescono a vedere bene, è proprio, cioè, è la mia caratteristica, io bambino che mixavo sui giradischi della Technics, ok, all'epoca c'avevo un mixer della Davoli, il mio primo mixer, poi più in là comprai il Gemini, il Trickmaster molto piccolo, 2 slide solamente e il fader, non c'aveva niente, 2 o 3 levette e basta, proprio molto semplice. E poi l'ultimo che ho comprato è stato il Behringer DDM 4000, che per me è un'astronave, l'ho sempre chiamato l'astronave per mixare perché c'ha una marea di effetti, un display digitale da cui si possono selezionare non solo l'equalizzatore, quindi bassi, medi e alti, diciamo è un computer, quel mixer, il DDM 4000 della Behringer è un computer praticamente, infatti ha tutti ingressi e usciti analogici, ma dentro lavora solo in digitale. Quindi c'ha un convertitore in ingresso da analogico in digitale e in uscita c'ha un convertitore da digitale ad analogico, perché lui non ha nessuna uscita né entrata digitale, ma lavora con tutte entrate e uscite RCA, massimo XLR, però non ha nessuna né entrata né uscita digitale, però internamente lavora tutto in digitale, è uno spettacolo quel mixer, molto bello, super consigliato, mi sono sempre trovato bene e quindi ve lo consiglio. Questo per introdurre il fatto che sono un appassionato di vinili, colleziono musica, tanta musica sia disco music, musica da ballare, musica da discoteca, ma anche musica da ascoltare. Mi piacciono tantissimo i cantautori italiani, ma senza levare nulla al pop, al rock,
al heavy metal degli anni 70, 80, 90 anche, per quello che è rimasto. Insomma, la musica presa a tutto tondo, mi piace anche parecchio la musica classica, la lirica. Io ascolto un po' tutto, diciamo, la musica a tutto tondo, tutti i generi musicali. Prima di andare quindi a sballare questo qua, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, io avevo una collezione parzialmente completa, quindi incompleta, di un solo vinile, di un cantautore, di un maestro. Ora credo sia più semplice fare il DJ con le console di adesso, ma prima farlo con i vinili e mixare le canzoni facendole stare a tempo era da veri artisti del mestiere. Allora sì, ci sarebbe da fare una live, diciamo tutta dedicata al DJing attuale con il tasto sync e con le canzoni su cui uno può mettere pure i punti d'attacco, i punti di stacco, ci puoi mettere quelli che si chiamano i punti Q, ok? Su una console. Una delle migliori console che io mi sento di consigliare a tutti è la Denon, la Prime 4 canali, due sono già utilizzati per, diciamo, per mettere le pennette. Adesso tra l'altro anche la Prime 4 si connette direttamente agli store digitali su cui tu puoi fare un abbonamento, paghi mensilmente e hai accesso a milioni di brani, anche magari mixati da altri DJ, musica anche molto bella, e puoi fare il DJ anche senza avere neanche più la pennetta. Uno dice ti metti la musica sulla pennetta, assolutamente no, ci sono tantissimi siti, tantissimi provider che diciamo offrono milioni di brani con un abbonamento mensile, e quelli sono tutti già coperti da copyright, e tu puoi andare già a fare le serate pagando ovviamente il mensile a questi servizi di streaming di musica. Ti devi ovviamente connettere a internet e a questi servizi con la console, direttamente con la console, e hai a disposizione tutti questi brani. Quindi già il fatto di non portarsi dietro valigie piene di dischi, perché voi guardate qua, questi saranno, cioè non puoi fare una serata solo con questi saranno 10 dischi, però pesano che pesano, e ci volevano cassette piene di dischi. Io mi ricordo quando andavo a fare le serate ragazzi, erano 5 o 6 cassette di dischi da portarsi dietro, e non c'avevi neanche tutta la musica. Se veniva qualcuno e ti chiedeva qualcosa, poteva darsi pure che tu non ce l'avevi dietro, perché non potevi avere tutto. Adesso invece, se vengono a chiederti un brano qualsiasi, anni 80, anni 90, anni 70, anni 2000, 2010, è uscito ieri, tu basta che metti, se ce l'ha diciamo, il provider a cui sei abbonato, diciamo il servizio a cui sei abbonato, tu la puoi mettere tranquillamente. Questa è una comodità incredibile. Un'altra comodità è che queste console hanno una marea di effetti che tu puoi utilizzare per fare il cambio da una parte all'altra, al di là del fatto che mettono a tempo i due brani da sole. Quindi diciamo già questo ti leva un sacco di tempo che ci voleva per mettere a tempo i brani. Almeno tra le 4 e le 8 battute ti servivano per mettere a tempo due dischi, e invece lì tu premi il tasto sync e già stanno a tempo, quindi ti puoi dedicare a fare altro. È ovvio che il mestiere del DJ è un po' cambiato, perché prima era semplicemente quasi un cambiadischi, dovevi essere bravo a mettere a tempo i due dischi, riuscire a sovrapporli e poi a cambiare brano. Cioè questo era il DJ. Infatti una volta il DJ molto bravo era quello che aveva una scaletta veramente mitica, cioè quello che selezionava la musica, al di là del fatto dei cambi, di come li metteva. Il DJ veniva chiamato a seconda del genere musicale che proponeva al suo pubblico, ok? Quindi il DJ era prettamente uno che faceva una playlist, veramente andava a scegliere i dischi, li selezionava e li proponeva. Quindi diciamo che all'epoca c'era questa di bravura. Adesso ancora si fa, perché le playlist oramai le fanno tutte, però il DJ può andare anche oltre, cioè proporre degli effetti, delle personalizzazioni durante il cambio di brano, dei loop. Prima fare un loop era, cioè si mettevano le pecette sul vinile. Ragazzi, io vi sto raccontando delle cose che io l'ho vissute. Per fare un loop una volta il DJ a casa si preparava un vinile e vedevi questi vinili con le pecette, con diciamo le etichette sopra. Si metteva un'etichetta proprio sul vinile, perché la puntina
quando arrivava a quel punto saltava e quindi tu avevi un loop, ok? Si sentiva che saltava la puntina, però tu riuscivi ad avere un facsimile di loop e durante quel loop magari ti eri organizzato un cambio, ok? Adesso è facilissimo perché tu metti due punti di inizio e fine e automaticamente la console ti manda in loop quel pezzentino, quelle 4, quelle 8 battute, addirittura anche 16 e 32 battute, vabbè, comunque questo, e ti manda in loop diciamo, quel pezzo di brano, ok? Quindi diciamo il mestiere del DJ adesso è più fantasioso, ok? Se vogliamo, quindi ci puoi mettere più fantasia, puoi mettere un sacco di echi, riverberi, effetti di qualunque tipo con questi mixer che hanno tantissimi effetti e ti ci puoi dedicare proprio perché il tempo che perdevi a mettere a tempo e a trovare il momento del cambio eccetera, lì risparmi un sacco di tempo e puoi dedicarti appunto a mettere, diciamo, a organizzare un cambio più fantasioso. Ok? Detto questo vi faccio vedere il primo della collezione, questo io già ce l'avevo ovviamente, vedete è numerato, qui io i vinili miei sono tutti numerati, 3008 questo è, sì 3008, disco numero 3008, allora questo è Peppino di Capri Story, ok? Diciamo qualcosa di questa compilation. Allora questa compilation questo vinile uscì nel 1985, è ovviamente il numero 1 di 5 vinili, ok? Questa è una collezione delle più belle canzoni del maestro Peppino Di Capri, ok? Io perdo magari un attimino di tempo a leggervi anche i brani per quelli che sono appassionati magari di Peppino Di Capri, ovviamente dico per quelli che stanno connessi su Waveful, che io la live la volevo fare su Il Mondo del Vinile, che è la mia isola dedicata ai vinili, però purtroppo mi dava live già in onda, non so, mi dava degli errori e quindi l'ho dovuta fare su Disco Music 70 80 90, anche perché parlo di vinili, ho parlato di DJ, quindi ci sta bene anche dentro Disco Music 70 80 90 una live del genere. Allora, quindi diciamo Peppino Di Capri Story, su questo volume 1 c'è Voce e Notte, Una catena d'oro, Piano piano, Dolce dolce, Il giocatore, Picceré, Non è peccato, Il tango di Adelina, Signo di Intastachiesa, Magari e Nasere Maggio. Allora, per gli appassionati come me, per me diciamo, è il mio cantante preferito, cantautore preferito, Peppino Di Capri. Lo seguo da quando ero piccolo, Peppino Di Capri. C'ho un sacco di vinili, un sacco di audiocassette e tra l'altro questi dischi che sono usciti nell'85 vennero utilizzati anche da Enrico Frattasio, Mixed by Harry, per fare le sue compilation. Un attimino che ho il ritorno. Allora, mi sentite bene? Sì? Allora, per fare le sue compilation dedicate appunto a Peppino Di Capri, lui sfruttò queste compilation che tra l'altro uscirono su Baby Records. Allora, Baby Records fu un'etichetta che ci aveva a che fare anche con la Fininvest. Vedete, allora, Splash è l'etichetta di Peppino Di Capri, ok? Splash, vedete? E però l'etichetta su cui uscì questo, adesso lo faccio vedere, prima qui, se riesce a mettere a fuoco, io ho la telecamera che dovrebbe fare anche, scusate, perché magari non c'è abbastanza luce, quindi giriamo di qua, aumentiamo la luminosità, ok, e vediamo adesso se riesce a mettere a fuoco, senz'altro meglio. Questa è la Baby Records, però non mette a fuoco, vediamo se mi mette a fuoco la mano, ok, chissà, eccolo, Baby Records, ok, vi ricordate questo col cappello in mano e il disco dall'altra parte, ok, ve lo faccio vedere anche a voi, eccolo qui, no, questo è il simboletto Baby Records, il telefono neanche mi mette a fuoco bene, pure questo dovrebbe avere la macro, vabbè, comunque Baby Records, la Baby Records, non ho visto male, sì esatto, Baby Records è diventata famosa per Bimbo Mix,
ragazzi, hanno fatto un sacco di versioni di Bimbo Mix, anzi, se volete andare a sentire i Bimbo Mix, i Mixage, pure uscirono su Baby Records, sono tutti sul mio canale Mixcloud. Ok, andate su vabbè, stanno i link, stanno tutti qua sotto al video. Per quelli connessi da Waveful c'è il link 3, mi pare, in Waveful. Comunque trovate tutto sul mio canale YouTube sotto in descrizione. Quindi questo è il volume 1 di Peppino Di Capri Story. Andiamo a vedere Peppino Di Capri Story volume 2. Come vedete qui c'è 1, 3, 4, 5 dietro ovviamente, e qui è Peppino Di Capri Story volume 2, e qui c'è Roberta, Alleria, Monastere Santa Chiara, Don't Play That Song, Anima e Core, Sera, Suspiran, Luna Caprese bellissima, Amore grande amore mio e Amare di meno. Amare di meno, non tanto mal quel poco, quella briciola di meno. Ed ecco Peppino Di Capri Story volume 3, e qui c'è 1, 2, 4, 5. Ok? Quindi andiamo a vedere effettivamente cosa c'è anche in questo disco. Qui c'è Champagne, diciamo uno dei più conosciuti successi del maestro Peppino Di Capri. Poi c'è Fresca Fresca, Lasciamo stare, Tuccio è, Amore, Palomme notte, Love Me, Ci sei, Non lo faccio più e Buona fortuna. Tutti i grandi successi di Peppino Di Capri. Ho sempre Baby Records, e anche questo non ve lo faccio rivedere, ma qui c'è il simbolino Baby Records. Ok, quindi distribuito, è sempre Splash, produzione Splash, distribuzione Baby Records. Vedete, Splash è l'etichetta di Peppino Di Capri, Splash. Ok, quindi andiamo avanti, volume 4, e quindi qua dietro c'è 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, ok, Peppino Di Capri Story, volume 4, e qui c'è Nessuno al mondo, Reginella, Frenesia, Mo che vuoi più, Cristina, Un grande amore e niente più, Ide Vuria Vasà, e Sera, Demani e Con un'amica. Vedete? Bellissimo, bellissimo anche questo numero 4 di questa compilation distribuita da Baby Records. E adesso noi dobbiamo andare ad aprire questo pacco. Questo pacco, avete capito che qui ci dovremmo trovare il numero 5 di Peppino Di Capri Story. Sempre tutti quanti nell'85 sono usciti. Oh, qui mi hanno messo anche, molto gradita, una rivista. Questo è un allegato a Repubblica, come vedete. Viene messo forse anche, vabbè, non solo per dare informazioni sui vinili, sulla musica in generale, ma viene messo anche per usare diciamo, questo non è un pacco raccomandata, ma non è neanche un piego libri, diciamo è un pacco raccomandata, diciamo lo puoi utilizzare perché c'è, diciamo, una rivista allegata, diciamo, dove stava l'indirizzo c'era scritto fragile, contiene rivista più vinile. Comunque il packaging è fatto molto molto bene, devo dire la verità. Allora, packaging fatto molto molto bene, soprattutto per un solo disco. Mi sa che è la prima volta che compro un solo vinile perché normalmente pure su Discogs, per dividere le spese di spedizione il più possibile, io ne compro più di uno di vinili. Allora, questo si può buttare e andiamo a vedere. Oh, è lui, ovviamente è usato perché c'era scritto che era usato. Ok, oh, questo mi dà l'opportunità di parlare con voi di un'altra cosa. Peppino Di Capri Story 5. Adesso andiamo a vedere che brani ci sono. Ovviamente qua 1, 2, 3, 4, e quindi con questo io riesco a terminare la collezione di Peppino Di Capri Story. Facciamo vedere anche a chi è connesso da Waveful. Ok, quindi questo col numero 5 ho completato la collezione di questo Peppino Di Capri Story. Qui c'è Auguri,
Notte, Santa Lucia lontana, Mi chiama amore, Birimbi Birimbà, Il musicista, Incredibile voglia di te, Capri sempre blu, poi c'è Fiore di carta e Aiere. Aiere venne messa le primissime note di Aiere, di questa canzone qui, Aiere, le primissime note vennero utilizzate alla fine del lato B diciamo, del primo volume di Mixed by Harry. Bellissima perché si sentono appunto le grida di questi bambini, Peppino dei Capri che inizia a cantare e poi Harry, siccome Harry aveva una caratteristica, l'amico Enrico Frattasio, riempiva le cassette, lui faceva tutte cassette da 60, però ovviamente molti dischi, molti LP duravano intorno ai 46, 50 minuti, 55, mai 60, ma lui riempiva fino all'ultimo secondo le cassette, ok? Ed ecco perché noi le trovavamo tutte, che ne so, lui faceva una compilation, il master era 60 minuti su una cassetta al cromo Sony da 60, le altre erano tutte Sony HF60 identiche, spiccicate, che dovevano durare esattamente identiche all'originale, perché lui sfumava con l'infinire del nastro. Se tu avevi un Walkman autoreverse e sentivi una cassetta di Harry, c'era il silenzio del nastro bianco alla fine di ogni lato e poi faceva il reverse e ripartiva la musica. Non c'erano secondi o più di qualche secondo di silenzio alla fine di ogni lato, perché lui riempiva tutto. E quindi che si inventò, questo che dico lo potete trovare anche nel mio canale Mixcloud, c'è la Peppino di Capri volume 1 Mixed by Harry, andate a vedere. Lui mise l'inizio di questa canzone che si chiama Ayer e poi sfumò mettendo un eco sulla voce di Peppino di Capri. Bellissimo, guarda, quel finale è degno di nota. Queste sono le piccole chicche di vita vissuta, cioè, quindi veramente tanti complimenti anche a Harry. Pure la canzone Champagne all'inizio lui l'ha mixata tutta, perché ha mixato anche con i Bee Gees Fiore di carta. Fiore di carta è diciamo, un adattamento, un arrangiamento italiano a un grandissimo brano dei Bee Gees, How Deep Is Your Love dei Bee Gees, mischiato con Fiore di carta ad arte proprio da Enrico Frattasio, da Mixed by Harry. Veramente tanti complimenti. Quindi, allora, volevo dirvi un'altra cosa. Guardate qui, allora, vediamo se lo faccio vedere. Ah, ecco, lo faccio vedere prima agli amici di Waveful. Qui c'è scritto Punzonato, campione gratuito. Adesso lo faccio vedere anche a voi, vedete? Allora, lo sto facendo vedere anche agli amici di YouTube, Twitch e Facebook. Allora, campione gratuito. Cosa vuol dire campione gratuito? Allora, questi, diciamo, i dischi all'epoca ne venivano stampati 1 milione, 2 milioni di copie, tanto in Italia 60 milioni di abitanti, bene o male, forse 1 milione mi sono tenuto troppo largo, ma almeno 900.000 venivano stampate. Però ne venivano stampate, che ne so, 1000 copie con scritto Punzonato campione gratuito. Che cosa vuol dire questo campione gratuito? Che venivano dati sia alle radio sia ai negozi di dischi, che potevano darle ai propri clienti a loro discrezione, quindi non ci si pagava l'IVA, non ci si pagava la SIAE, non ci si pagava nulla, perché era già tutto pagato a monte dalla casa di distribuzione, in questo caso Baby Records, vedete? Sempre Baby Records e Splash, pure di qua ovviamente, Splash è la casa di produzione. Oh, vediamo un po', ammazza, ma sta nuovo sto disco, guardate, cioè, e questo non è mai stato ascoltato, guardate che roba, incredibile, ma dopo me lo sento. Quindi prima di fare la prossima live che dobbiamo fare, lo spogliamo insieme, mi voglio sentire questo vinile. E vedete che la punzonatura andava a prendere anche qui la carta, vedete? Campione gratuito, lo sto facendo vedere sia agli amici di Waveful che agli amici. Quella, la punzonatrice, tra l'altro, era, adesso ve lo spiego come facevano, era una specie della bucatrice dei dischetti del Commodore 64. Per quelli che hanno la mia età sicuramente
se la ricorderanno, vedete? Qui c'era un angolo, non potevi prendere il vinile in nessun modo, perché quello era un pezzo di plastica che si metteva qua con un tasto sopra, lo premevi e quello funzionava campione gratuito, senza andare in nessun modo a intaccare il vinile. Anche se questo era, voi immaginatelo imballato in cellofanato, come io tengo tutti i dischi, vedete? Questo per esempio in cellofanato, c'è il cellofan tutto intorno, vedete? Ma l'ho aperto solo qua per sentire il disco, però il cellofan qui mi è rimasto, pensate dall'85 quando lo comprai, va bene. E quindi questo passava il cellofan nella carta, quindi della inner sleeve, si chiama inner sleeve, la bustina di carta interna, e rimaneva campione gratuito ovunque, diciamo. E quindi in questo caso non era necessario pagare niente e questi dischi venivano distribuiti gratuitamente. Ok? Adesso se ne trovano parecchi con questa scritta campione gratuito, soprattutto col fatto che le radio hanno dato via tutte le collezioni di vinili, sia in stock ai venditori al dettaglio, sia magari hanno regalato. C'è tanta gente che se conoscevi un DJ o qualcuno di una radio ti diceva vieni qua, prendete 10-15 dischi, e quindi ognuno che conosceva si andava lì e si prendeva 10, 15, 20 dischi, e quindi hanno cominciato a girare, soprattutto grazie alle radio che li hanno messi in giro un'altra volta, tutti questi vinili con la punzonatura campione gratuito oppure omaggio. Spesso c'è scritto omaggio, campione omaggio. Diciamo ci sono tante diciture per definire questa cosa del campione gratuito, quindi vietata la vendita. Ovviamente questo punzionato così non poteva in nessun caso essere venduto. Attenzione, perché vigeva quella regola, cioè se io se punzionato e la casa di distribuzione te lo dà gratis, tu non lo potevi mettere in vendita. Questo è normale, è ovvio. E quindi venivano dati per ascoltare, per provare, per sondare anche come poteva andare quel disco. Quindi molti vinili mix, quindi i singoli, c'erano promo, anche for DJ only, e venivano dati solo a quei negozi di dischi che vendevano i dischi mix ai DJ. Qui a Roma avevamo Remix, Goody Music, che ancora c'è, adesso è piccolino, però se andate sul mio canale YouTube trovate un video, mi pare che è del 2018, che Goody Music era ancora enorme, e vedete il mio ritorno a Goody Music dopo 20 anni, mi sa, perché 20 anni no, però 18 sì magari. E quindi sì, lì diciamo Goody Music era ancora grosso. Adesso diciamo è rimasto un negozietto piccolino, fanno ancora corsi per DJ da un'altra parte, prima c'avevano proprio la sala, e io ho le foto, se vedete quel video ho pubblicato anche le foto di Goody Music come era prima. Adesso si appoggiano in una sala molto più attrezzata, molto più grande, molto più professionale, loro noleggiano stesso loro per fare i corsi di DJ. Quindi voi andate, se vi serve di fare un corso di DJ serio, rivolgetevi a Goody Music, c'è anche il sito internet, ok? Io ho un po' di vinili di quelle che fu Radio Monte Carlo. Oh, Radio Monte Carlo, ma come no? Me la ricordo Radio Monte Carlo. E le radio c'avevano, mi pare che una delle più piccole radio c'aveva 70.000 vinili, cioè quindi voglio dire, anche perché sono tutte radio nate negli anni 70, le radio private, diciamo quelle piccoline, tutta roba nata negli anni 70, però per fare radio devi avere, oltre ad avere gente che magari parla del più e del meno, ma tanto ti serve sempre il sottofondo musicale. Non è come qua adesso voi mi vedete a me il sottofondo, se lo vado a mettere un qualsiasi sottofondo YouTube mi blocca il video, quindi io lascio stare, non metto più sottofondi musicali. Però una volta c'era sempre in regia o il tecnico del suono, chiamiamolo così, o anche un DJ che ti metteva sopra la voce, cioè in sottofondo la voce, quindi la voce sopra e in sottofondo la musica, quindi dovevi avere anche dei vinili da sottofondo, dei vinili poi cioè veramente tanta musica, poi per coprire, all'epoca le radio non erano neanche H24, c'erano i Revox, che erano i registratori, quelli con le bobine grosse, che c'erano una bobina che durava anche 4-5 ore, quindi venivano registrati i Revox che venivano mandati in onda la notte,
perché le radio diciamo di notte quasi non trasmettevano. Adesso siamo tutti abituati a H24, qualunque cosa. La televisione pure chiudeva di notte. La televisione a una certa ora, mi pare a mezzanotte, l'una, compariva soprattutto sulla Rai quel disegno tutto strano, quel disegno astratto, fine delle trasmissioni Rai, e si ricominciava verso le 5, le 6. Cioè, quindi c'era un'interruzione. Adesso siamo abituati, anche perché c'è tanto materiale da trasmettere, siamo abituati a... Siamo abituati. Oh, grazie a tutti quelli che stanno entrando nella live di Waveful. Un saluto a tutti quelli che sono. Solo la copertina c'è scritto appena il minutaggio per le intro. Bravo! Questa è un'altra cosa che utilizzavano anche i DJ. I DJ sopra, adesso non ce l'ho qua un disco mix. Sopra al centrino ci scrivevano anche, che ne so, 125, 128, quelli era riferito ai BPM del brano che spesso non venivano scritti. Quindi un DJ, nella fretta ovviamente di cercare un altro disco da mettere insieme a un altro, andava a cercare e vedeva sul centrino più o meno i BPM simili, che ne so, 123, 128, può pure andare, 125, 120, ce la puoi pure fare, insomma andavi a prendere tutti quei brani che andavano più o meno allo stesso BPM, ok? Rai 3 è stata l'ultima a fare la chiusura notturna, esatto, perché anche Rai 3, bisogna dire che all'epoca trasmetteva anche regionale, cioè Rai 3 c'era Rai 3 del Lazio, Rai 3 dell'Umbria, Rai 3 della Campania, Rai 3 della Lombardia, ed era locale Rai 3. Adesso diciamo col digitale terrestre ci siamo tutti uniformati, trasmettono tutti tutto, cioè, anche le TV più piccoline locali, se vogliono, anche tramite internet, tramite il loro sito, possono trasmettere a livello mondiale. Cioè prima Eurovision era cioè un evento, era un qualcosa di spettacolare. Eurovision, le Olimpiadi, Eurovision, Giochi senza frontiere, mi ricordo Eurovision, i mondiali, gli europei, questo era Eurovision. Adesso è sempre Eurovision, Mondovision, perché stiamo diciamo in onda su tutto il mondo, anche grazie ad internet e grazie ai canali digitali che abbiamo adesso. Anzi, tra poco ci sarà anche il cambio dal DVB-T al DVB-T2, che migliorerà la qualità dell'immagine perché cambia un codec, e quindi diciamo migliorerà ancora di più l'immagine, perché i televisori cominciano ad essere sempre più grandi. Io ho visto oramai che meno dei 42 pollici non si trova niente, o trovi un 15-14 oppure i 32-42, niente, passi a 60, 70, 100 pollici, cioè cominciano a diventare giganteschi questi televisori. Comunque io ancora ho tutto analogico da tutte le parti, per quanto posso tiro avanti. Ragazzi, ho fatto una live, so già 40 minuti per aprire un vinile, ok? Ora anche te sei in Mondovisione. Certo, io adesso sto trasmettendo su Twitch, che è mondiale, YouTube è mondiale, Facebook, che ve lo dica fa, è mondiale, Waveful, anche Waveful è mondiale, però è piccolino, diciamo è frequentato per la maggior parte da italiani, però Waveful anche è un'app che si scarica dall'App Store, e quindi diciamo anche questa può essere considerata mondiale. Quindi io mi ero fatto proprio una sigletta mia, Mondovision, Internet TV, c'avevo scritto, poi l'ho levata perché avevo preso proprio la sigletta di una volta, però purtroppo quello che mi piaceva di più a me era l'audio, quindi ta 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 ta, quella musichetta lì a me piaceva tantissimo, l'ho remixata anche, ma YouTube me la trova sempre come copyright e quindi non l'ho potuta più mettere. Ma io mi ero fatto col mondo che girava, io non so bravo con la grafica, con le cose, però mi ero arrangiato trovando delle animazioni già fatte, c'era il mondo che girava e poi mi ero fatto la scritta Mondovision, no, era Mondovision Internet TV, esatto. Mondovision, Internet TV, questo parlo del 2016-2017, quando iniziai a fare le live su Facebook, che fu una secondo me il primo social network, YouTube a parte, perché YouTube non è un social network, non è che ti puoi mettere a chattare su YouTube, se non in live o con i commenti ad un video, diciamo
YouTube, Facebook è il social network, YouTube serve per condividere contenuti multimediali, quindi è tutta un'altra cosa. Quindi YouTube a parte, l'unico social network che c'era le live era Facebook, e io lì mi ero fatto tutte siglette, sigle, fatte un po' carine, con i mezzi che avevo. Il computer era sempre questo, erano i software che avevo all'epoca che erano un po' più semplici, e quindi mi ero fatto questa sigletta con questa musica anche remixata, ci avevo messo un bel basso di sottofondo, cioè niente, me la trovava sempre copyright, ho lasciato stare, mi sono arreso e l'ho levata, perché senza quella musichetta non c'ha significato quella scritta Mondo Vision Internet TV, perché quello doveva ricordare a chi è diciamo dell'età mia, del classe 74, appunto, che uno andava in onda non solo in Italia, ma o in Europa o nel mondo addirittura. Ok? Ragazzi, si è fatta una certa ora, sono le ore 11:22 di questa domenica 21 luglio 2024, ok? Abbiamo fatto l'unboxing di questo vinile a cui io tenevo tanto, perché sono tanti anni che io volevo completare la collezione, perché ecco, ve lo rifaccio rivedere, ce li ho praticamente tutti. Peppino di Capri Story, questo è il 4, non vedo l'ora di andarmelo a sentire, e magari con l'occasione mi risento anche questi altri che sono uno più bello dell'altro. Vedete? Peppino di Capri Story, Peppino di Capri Story 2, vedete? Bellissimi. Saluto il maestro Peppino di Capri, tanto non vedrà mai questo video, ma... E quindi abbiamo completato la collezione. Poi vabbè, qui se vi faccio vedere picture disc di Cristina D'Avena, e lì c'è la collezione, vabbè, vi faccio vedere pure questo, guardate che spettacolo. Questa è l'ultima versione di Nord Sud Ovest Est che è uscita, diciamo, sulla versione originale degli anni 90, rimasterizzata, rincisa su vinile. Questo è un vinile splatter dentro, splatter significa che c'ha tutte macchiette, quindi è bianco con macchiette nere. Io solo dei 45 giri di Peppino di Capri, che sono molto belli anche i 45 giri, molto molto belli, sono tantissimi di vinili 7 pollici, i 45 giri, c'ho anche dei 7 pollici che girano a 33, se vogliamo, c'ho tantissimi 7 pollici col buchetto piccolo che non richiedono l'adattatore, quella è un'altra cosa che bisogna dire, alcuni erano dei Simply Red, mi pare che ce n'è uno pure dei Rem, così, veramente, veramente tanti cominciarono a uscire con il buchetto piccolo, perché i DJ cominciavano ad utilizzare in discoteca quel buco grande con l'adattatore. Tra l'altro l'adattatore si perdeva sempre, l'adattatore originale per i 45 giri no, però non era quello del 1210, perché quelli del 1210 erano quelli metallici piccoli bassi, però ce n'erano alcuni fatti a piramide. Quelli fatti a piramide vennero utilizzati da alcuni DJ per mettere la musica al contrario, perché bastava girare sotto sopra la puntina del 1210, io l'ho fatto pure io parecchie volte, allentare tutto il peso in modo che il braccetto si alzasse, mettere sopra questa piramide il disco, che c'era un blocco sopra, un coso che bloccava il disco fermo al centro, con questa, diciamo, con questo cilindro, non era un cono, ecco, non mi veniva il nome, il cono si metteva con questo fermo sopra, il disco rimaneva fermo e girava, però ovviamente veniva letto il lato sotto dalla puntina e girava al contrario. Era uno spettacolo, cioè i primi effetti che uno si inventava, cioè sono tutte cose che io vi racconto perché fanno parte diciamo, di ciò che io ho vissuto. Ho dei 7 pollici a 33 giri della Rai, mazza, erano lezioni di dizione. Ah, e io ecco, mi ha ricordato che c'ho anche, essendo appassionato, se andate sempre nel mio canale, ci sono anche i miei raccontastorie, le storie, tutti i volumetti che ho. Io ho diversi 45 giri con le fiabe per bambini, e molti 45 giri giravano a 33 giri, così la favola durava di più. Praticamente invece che metterci 3 minuti su un lato, ci riuscivi a mettere quasi 6 minuti, e quindi 6 minuti lato A, 6 minuti lato B, erano 12 minuti, ci riuscivi a mettere una bella favola. E quindi io ho diverse favole incise su dischi da 7 pollici, quindi quelli piccolini, anche col buco grande, però che giravano a 33 giri.
sono tutte chicche che chi ha vissuto quell'epoca può raccontare, sono tutte diciamo racconti di vita vissuta. Ok? Se vi è piaciuto questo video mettete un like, questa live, mettete un like a questa live in modo che YouTube me la fa girare. Ovviamente io la toglierò sia da Facebook, su Twitch proprio non rimane, su Waveful tanto meno, proprio non viene registrato niente. Quindi l'unico posto dove troverete registrata questa live che ho fatto adesso, questa domenica 21 luglio 2024, è YouTube, il mio canale YouTube, Renato De Vita su YouTube, patito come sempre di retro gaming, retro computing, manga, anime, cartoni animati, fumetti, riviste e chi più ne ha più ne metta, e musica in tutte le sue salse. Ok? Grazie di essere stato con me, la Tana del Panda. Ringraziamo tutti quelli che si sono connessi sul mio, diciamo, sulla mia isola di Waveful, ok? Che diciamo dovevo andare in live su il mondo del vinile, invece sono andato in live su un'isola che si chiama Disco Music 70 80 90, perché il mondo del vinile risultava già in live e io non riuscivo più ad entrare. Quindi ciao Renato, ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. Salutiamo tutti anche qui da Roma, dagli studi di Roma di Reni J, perché ovviamente questa è una live di Reni J. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Un attimo che troviamo la sigla dovrebbe essere questa, aspettate un attimo, vediamo un po', sì, è questa, ok. Allora, un attimo solo. Ok. Allora, sono le ore 11:28, quasi 11:30 di domenica 21 luglio 2024. Da Roma, Reni J vi augura una buona domenica, buon proseguimento di giornata e vi lascio con la mia sigla. Ok? Per gli amici di Waveful la vedranno un po'. Ecco.